Se da una parte il muro all'ex Telecom ha cercato inutilmente di metterci letteralmente una pietra sopra ad un possibile centro per i giovani, l'occupazione dei ragazzi di ZTL è già diventata uno dei temi della campagna elettorale per il voto di Kasugana del 26 e 27 maggio. Da una parte la posizione dell'attuale amministrazione. Le occupazioni abusive a Treviso non possono rimanere impunite. Dall'altra quella delle minoranze. Sicuramente l'occupazione non è il modo per risolvere il problema degli spazi, ma è stato un modo efficace per portare alla ribalta questo tema che deve essere assolutamente risolto. Un tema che la maggioranza affronta così. Tutto il comune ha spazi, basta che ci sia la volontà di partecipare e di non violare le leggi dello Stato. Decisamente diversa la lettura delle minoranze. Siamo arrivati alla privatizzazione di moltissimi spazi che sono rimasti vuoti e sono diventati anche dei fattori di una città fantasma, elementi tristissimi. Democratici che danno indicazioni su possibili spazi pubblici da utilizzare. Ridare dei luoghi fisici, quindi riaprire le sedi delle circoscrizioni, allungare gli orari di fruizione di spazi pubblici come può essere la biblioteca di Sant'Antonino o gli appartamenti di via Bianchetti che potrebbero essere utilizzati dalle associazioni stesse. Chiusura invece totale della maggioranza ad ogni dialogo con questi giovani. Non darò mai colloqui, non darò mai incontri, perché a Treviso, fino a prova contraria e finché ci sono io, la legge è quella che regola il vivere civile.